Buongiorno! Ciao a tutti! Ciao ciao! Sabato 24 giugno siamo a Passo Coe. Vicino a Passo Coe, sì. Folgaria, Trento. A quanta distanza dal Veneto? Pochissimo. 1 chilometro al confine del Pochissimo. Veneto con la provincia di Vicenza, la nostra provincia. Eravamo alla ricerca del fresco e in teoria Sì, vi assicuro che l'abbiamo trovato. È stata una notte freschissima, si sta da Dio, c'è una pace mostruosa, c'è alle nostre spalle qua un piccolo laghetto artificiale che in teoria viene usato per sparare la neve poi sugli impianti sciistici che ci sono qui vicino. Stamattina faremo un giretto a piedi perché ci sono tantissimi percorsi da poter fare, sia in bici sia a piedi, quindi veniteci. A 300 metri dal parcheggio c'è Base Tuono che andremo a visitare oggi pomeriggio. Il costo è di 6 euro, comunque oggi pomeriggio vi daremo tutte le informazioni del caso. Intanto passeggiata e andiamo a scaldarci un po'. A dopo. Il parcheggio dei camper, lo vedete lì, è libero, gratuito per 10 camper mi sembra, dal cartello d'ingresso. Con questo sfondo stupendo noi adesso andiamo a farci un aperitivo e poi pranziamo. Oggi pomeriggio verremo a visitare Base Tuono e quindi ci vediamo dopo. Ciao! Oggi è mezzogiorno. Ringraziando il mio collega Simone faremo risottino. Simone mi ha dato dei porcini che lui raccolto l'anno scorso, ha seccato, quindi li abbiamo reidratati, fatto il brodino di funghi, le vongole fresche portate a casa dal mare, quindi grazie Simone e buon pranzo.
Siamo ufficialmente dentro a Base Tuono, che era una base della metà degli anni 60, è stata utilizzata fino a quasi fine degli anni 70. Il costo di entrata è di 6 euro per la visita libera, mentre sono, mi sembra, 9 euro per la visita guidata, che deve essere interessante. Sì, io ve la consiglio per trarlo in più. Sì, noi non l'abbiamo fatta perché siamo entrati troppo tardi, le visite guidate erano praticamente terminate, però ci sono dei posti dove puoi entrare solo con la visita guidata e comunque poi la spiegazione di tutto il luogo Deve essere molto interessante quella visita. ha il suo perché. Poi parliamo comunque di 50 anni fa, e, vabbè, ieri praticamente. Consigliatissima la visita, molte le cose in esposizione e comunque sia sempre molto interessanti. Adesso ci incamminiamo, usciamo dalla base, ci incamminiamo verso un giardino botanico che si trova a 1,5 chilometri da qui e ci ha ispirato un po' di curiosità, quindi a fra poco. Eccoci qua, il viaggio al giardino botanico è andato non a buon fine. Abbiamo trovato chiuso la passeggiata. Però che... è una bella passeggiata. Sì, la passeggiata che porta appunto al giardino botanico è bella, vi lasciamo qualche immagine. E siamo arrivati e purtroppo era sbarrato l'ingresso e quindi anche il percorso che si vede dal bosco deve essere carino. Sì, molto. Quindi magari torneremo a fare un giro. Beh, torneremo sicuramente. Sicuramente. Un altro weekend portato a casa in mezzo alla natura, posto meraviglioso, Dio grazie il tempo, bene amato freddo. Domani purtroppo Io si ritorna. ho la pelle d'oca, ma che bello. Domani purtroppo si ritorna agli inferi, va bene così. Comunque sia un gran weekend, siamo felicissimi di essere stati qua. Se vi piacciono i nostri contenuti, se vi piacciono le nostre i posti dove andiamo, mettete un like in modo che il video possa crescere, il canale possa crescere e così sia vediamo dei nuovi aggiornamenti e delle nuove tappe da poter fare. Comunque sia, buoni chilometri a tutti, noi ceniamo e domani torniamo verso la normalità. Al prossimo video, ciao ciao! Ciao!